Dunque, la mia sarà una breve dissertazione in difesa dell'imperfezione, il che potrà sembrare strano o controintuitivo, perché io mi occupo di evoluzione, lo sapete, e quando noi osserviamo un ecosistema meraviglioso, quando entriamo in una foresta primordiale all'alba o quando osserviamo una barriera corallina, subito pensiamo alla perfezione dell'evoluzione, a tutto ciò che l'evoluzione è in grado di fare, perfezionando materiale già esistente. Oppure, e questo è straordinario, ieri pomeriggio ce l'ho raccontato benissimo in Aula Magna a Padova, possiamo addirittura dirigere l'evoluzione per perfezionare sempre di più le strutture degli enzimi, per far fare loro quello che noi vogliamo, che è una straordinaria ricerca appunto della professoressa Arnold. Eh, io però vorrei cercare di capire insieme con voi brevemente se possiamo davvero attribuire a queste strutture caratteristiche di perfezione. Sicuramente possiamo attribuire loro caratteristiche di complessità, di alta funzionalità, ma forse non di perfezione. E vorrei farvi capire perché. Innanzitutto, però, prima di partire, due precisazioni. Quando si parla di imperfezione, naturalmente si intende un concetto negativo, qualcosa che non è perfetto, e io intendo per perfezione, intenderò qui la perfezione sia funzionale che strutturale, quella diciamo che studiamo in ambito biologico evoluzionistico. E poi, a proposito di consolazioni, tengo subito a precisare che la mia è una difesa dell'imperfezione in senso naturalistico ed evoluzionistico, non in senso morale, perché naturalmente so benissimo che l'imperfezione può significare anche sofferenza, dolore, disagio, e quindi la prendo da un punto di vista schiettamente naturalistico, non per dire che è necessariamente bella e giusta l'imperfezione, perché su questo c'è un'ampia letteratura che io non condivido, quindi valorizza le tue imperfezioni, eccetera. Può essere molto rischioso, appunto, perché l'imperfezione può anche essere una brutta cosa. E comincio, a proposito di scienze, lettere ed arti, lo farò anche alla fine, con una citazione non scientifica. Quando io ho scritto il libro sull'imperfezione, poco dopo mi sono accorto che avevo dimenticato uno spunto fondamentale, perché mi conforta nell'analisi dell'importanza dell'imperfezione sia il fondatore del metodo scientifico da un punto di vista fisico che quello, come vedrete tra poco, da un punto di vista biologico. Questo è un passo meraviglioso e siamo verso la fine della prima giornata del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei. E sta parlando Sagredo. Galileo quindi, come dire, si mette tutto se stesso in questo passaggio, che è molto, molto sentito, nel quale Sagredo pone questa contrapposizione e dice sostanzialmente, lo vedete, io non posso senza grande ammirazione, dirò grande ripugnanza al mio intelletto, sentire attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali ed integranti dell'universo questo essere impassibile, immutabile, inalterabile, e all'incontro stimar grande imperfezione l'essere alterabile, generabile e mutabile. Naturalmente qui il riferimento è alla dicotomia, al dualismo aristotelico. Quindi io continuo, dice Sagredo, a vedere questa contrapposizione, per cui riteniamo nobile e perfetto ciò che è immutabile, impassibile, inalterabile. È il contrario. Bene, io invece penso, io per me reputo la terra nobilissima ed ammirabile, proprio per le tante e sì diverse alterazioni, mutazioni, generazioni che in lei incessabilmente si fanno. E poi prosegue, approfondendo questa argomentazione, c'è questa bellissima metafora dove vedete che definisce, paragona la terra a un animal vivo e non morto, proprio perché è imperfetta. Perché, vedete, se il globo fosse di cristallo, non si alterasse, non si mutasse, fosse fatto di sabbia o di una massa di diaspro, appunto, di materiali perfetti, non ci sarebbe vita e non ci sarebbe evoluzione, non ci sarebbe trasformazione. E poi la conclusione, alquanto rivoluzionaria per l'epoca, ed il medesimo dico della Luna, di Giove e di tutti gli altri globi mondani. Quindi è dove c'è imperfezione che io devo ammirare il frutto dell'evoluzione naturale e delle leggi di natura. Questo è un luogo molto, molto particolare che poi diventerà un luogo letterario, ve lo farò vedere poi tra poco. In realtà qui Galileo fa riferimento anche ad alcuni passi dell'Ariosto, ma insomma non posso farla troppo lunga. Vediamola da un punto di vista evoluzionistico. Io vorrei sostenere con qualche esempio, questo è un esempio classico, poi ve ne farò qualcuno di più recente,
Vorrei sostenere una tesi soltanto, che è questa. Molto spesso nella letteratura evoluzionistica e biologica, quando si parla di imperfezione, la si definisce come un effetto collaterale. Ovvero la si definisce in questo modo: diciamo che le leggi di natura che operano nell'evoluzione tendono a una progressiva e costante aumento di ottimalità e di funzionalità. Poi però ci sono delle limitazioni, ci sono dei vincoli, ci sono degli incidenti di percorso, ci sono degli effetti collaterali che fanno sì che le strutture biologiche siano sempre un po' imperfette. Io invece vorrei fare vedere come forse questa sia una tesi troppo minimale, troppo parziale. In realtà ci sono buone ragioni per pensare che invece l'imperfezione delle strutture, che molto spesso notiamo, che è quasi ubiqua, come dire, sia una conseguenza diretta di come funziona l'evoluzione, non un effetto collaterale, è proprio come funziona l'evoluzione. L'esempio del panda è molto famoso, venne raccontato da Stephen Jay Gould e poi è stato ripreso in molti studi successivi. Perché definiamo molte delle strutture, dei comportamenti di questo orside imperfetti? Perché nel corso dell'evoluzione, adesso sappiamo anche bene come sono avvenuti i fatti, un cambiamento ecologico ambientale, un cambiamento di pressioni selettive ha indotto questo animale a cambiare la propria dieta e a riorganizzarsi, a riorganizzare il materiale che aveva già a disposizione, cioè i suoi vincoli storici pregressi, e trasformarli in nuove opportunità evolutive, in nuovi adattamenti, che naturalmente sono imperfetti, perché questo è un animale che ha una struttura da orside, quindi da un animale che ha un comportamento alimentare di solito onnivoro, comunque molto flessibile, che qui invece si restringe, diventa più specializzato e allora il suo sistema digerente deve riadattarsi, sappiamo che il suo microbiota si è riadattato e sappiamo che per afferrare il bambù di cui si ciba in modo quasi esclusivo ha, come dire, ipertrofizzato una struttura già esistente nelle sue articolazioni terminali e in questo modo ha prodotto, per selezione naturale, ha generato quello che viene chiamato un pollice, ma in realtà non lo è, un finto pollice o un sesto dito, che gli permette in modo subottimale, ma funzionale ed efficace, di afferrare il bambù e di portarselo alla bocca. Tra l'altro le regole della simmetria dello sviluppo fanno sì che il panda abbia un sesto dito anche nei piedi, anche negli arti inferiori, anche se non ha alcuna funzionalità. Questo è un esempio che in letteratura viene sempre citato di imperfezioni di successo. Ma possiamo vedere questo, come dire, questo concetto anche dal punto di vista comportamentale. Questo riguarda più la divulgazione in realtà che la ricerca, perché molto spesso quanti documentari naturalistici abbiamo visto in cui un ecosistema e con tutte le sue relazioni tra prede, predatori e così via viene rappresentato come se fosse in un equilibrio ottimale. Ci fanno sempre vedere storie di successo. Io sono stato abbastanza traumatizzato l'anno scorso, ho fatto un viaggio in Africa e ho visitato diversi parchi, grandi parchi, soprattutto sudafricani, e in uno di questi, e io lì ingenuamente pensavo, beh, almeno qua mi faranno vedere la natura per quello che è. E invece no, ho scoperto che in diversi di questi grandi parchi, all'alba, prima che arrivino questi torpedoni di turisti che ormai invadono questi parchi, i rangers passano per tutti i sentieri del parco e se c'è un animale ferito, un animale in cattive condizioni, se c'è una scena brutta e troppo sanguinolenta, rimuovono perché non è bello farlo vedere ai turisti. Ecco, questa visione un po' disneyana, diciamo, della natura mi ha colpito molto, perché appunto se guardiamo le statistiche poi vedete che un cacciatore formidabile come il leopardo ha appunto una strategia precisa di caccia, piuttosto specializzata, e quindi, come dire, alla fine si genera un rapporto costi-benefici per cui in gran parte dei casi non riesce a raggiungere la sua preda, ma questo è il gioco, c'è tutto un equilibrio tra l'energia investita e la ricompensa che se ne ottiene. Questo è un bellissimo lavoro che è uscito su Science qualche anno fa, dove il titolo è già molto esplicativo, i pesi, gli oneri dell'essere un bipede, perché ovviamente il caso umano è un caso evidente, la nostra biomeccanica è un compendio di imperfezioni, adesso sarebbe troppo lungo elencarle tutte, che si ripercuotono sia sul sesso maschile che su quello femminile, pensate soltanto alla biomeccanica del parto umano, quanto è imperfetta, dolorosa e subottimale. E naturalmente questo esempio, come gli altri, vi fanno capire una delle leggi che secondo me, uno dei principi che stanno alla base di questa ubiquità dell'imperfezione, e cioè che la selezione naturale lavora in economia naturalmente.
non può ricominciare ogni volta da zero, sarebbe troppo costoso, richiederebbe troppo tempo e quindi, se possibile, cosa fa? Riutilizza il materiale già esistente, ma quel materiale già esistente è portatore di una storia, di una contingenza, come si dice, cioè dipende dalla storia pregressa e quindi si porta dietro limitazioni, vincoli. E dunque fare un bipede, evolvere un bipede partendo da una struttura da quadrupede funziona, ci ha dato straordinari vantaggi funzionali e comportamentali, la liberazione degli arti superiori, sappiamo, e molti altri, la riduzione della superficie corporea esposta al sole, ma il prezzo in termini di imperfezione è stato abbastanza caro e continuiamo a pagarlo ancora adesso. Altra ragione per cui anche nel libro cerco di argomentare come principio fondante dell'imperfezione è il fatto che molto spesso le popolazioni biologiche sono sottoposte a pressioni selettive diverse tra di loro, a volte antagoniste, e quindi devono trovare dei compromessi tra spinte diverse e per definizione questi compromessi non potranno essere ottimali o perfetti. Naturalmente il titolo che ho scelto è una citazione, lo sapete, è una citazione del titolo che Rita Levi Montalcini scelse per la sua, non per un testo scientifico, ma per la sua autobiografia, Elogio dell'imperfezione, e questo perché in alcuni passi di quel libro meraviglioso, molto bello, dove racconta tutta la sua biografia di scienziata, dice: io in fondo per tutta la vita ho studiato l'imperfezione, ho studiato una struttura altamente imperfetta. E c'è quel bel passo in chiusura dove dice: se cercate un cervello perfetto, cercatelo nelle formiche, quello sì, è perfetto, è il cervello di un automa genetico che fa tutto quello che deve fare, però nel mondo delle formiche, dice la Montalcini, non è mai venuto fuori uno Shakespeare né un Leonardo da Vinci. E invece in questa imperfezione del sistema che io sto studiando, vedete, c'è forse un segreto della sua evolvibilità, della sua capacità di evolvere, della sua capacità di essere così creativo. Noi oggi sappiamo che aveva ragione, anche perché sono usciti poi molti lavori interessanti che fanno vedere come il cervello umano, ma non solo quello umano, è il frutto di una continua rimaneggiamento, di riutilizzo di strutture già esistenti che svolgevano funzioni primarie fortemente adattative, ma che poi si sono modificate, cioè che hanno modificato la loro focalizzazione funzionale. Quindi qualcuno parla di bricolage, no? Di una specie di continuo riutilizzo di parti vecchie per nuove funzioni. E così abbiamo questa architettura imperfetta ma straordinariamente creativa del nostro cervello. Secondo un grande neuroscienziato che è Stanislas Dehaene, che lavora al Collège de France, in un recente articolo lui ha fatto un'affermazione molto forte, ha detto: io studio il cervello ormai da 30 anni e credo che nessuna struttura del cervello per come funziona oggi si sia evoluta per la funzione che svolge oggi. Nel senso che il cervello deve la sua, come dire, straordinaria potenza evolutiva proprio a questa capacità di bricolage continuo. Stanislav Dehaene, peraltro in ambito francese, in ambito francofono, come dire, segue una lunga tradizione, visto che già nell'81, ma già ancora prima degli anni 70, il premio Nobel François Jacob diceva la stessa cosa in un libro molto bello che è I giochi del possibile, riferendosi proprio allo sviluppo del cervello, vedete, la formazione di una neocorteccia, il mantenimento però di antichi sistemi nervosi e ormonali, l'intreccio tra queste parti vecchie e parti nuove, questo è come funziona il nostro cervello. È un po' come installare un motore a reazione su una vecchia carretta a cavallo, su una vecchia carrozza a cavallo. E quindi non dobbiamo stupirci se ci sono molti problemi funzionali, ma è soltanto il prezzo che dobbiamo pagare per una struttura imperfetta ma estremamente potente e creativa. E qui vengo al secondo padre nobile al quale faccio riferimento come scienziato dell'imperfezione, perché molto spesso non lo ricordiamo, ma Darwin ha scritto tantissime pagine nell'origine delle specie, soprattutto, un po' anche nell'origine dell'uomo, ma principalmente nelle sue lettere private, elogiando l'imperfezione. Lui la elogiava e diremmo oggi la subottimalità delle strutture. Alla fine dell'origine delle specie lo dice chiaramente: non aspettatevi che la selezione naturale raggiunga la perfezione, non lo farà mai, perché deve sempre avere a che fare con ambienti che cambiano incessantemente, e quindi rischia sempre di trovarsi un po' in ritardo rispetto ai cambiamenti ambientali, e poi perché deve fare i conti con i vincoli della materia che riutilizza e che trasforma. Qui vedete un'altra famosa definizione di Darwin che c'è nell'ultima edizione dell'Origine delle specie, l'ha aggiunta dopo,
dove a un certo punto dice la natura, se la guardate bene, gronda di inutilità, è piena, reca con sé, dice, lo stampo evidente, il marchio dell'inutilità. E se andate a vedere perché Darwin dice questo, lì vedete le varie motivazioni, una è filosofica, perché siccome non c'è un progettista, non ci sono cause finali nell'evoluzione, non devo aspettarmi l'opera di un progettista, quindi una perfezione intenzionale e ottimale, perché ci sono molte strutture che abbandonano, vengono dismesse rispetto alla loro funzione primaria, perché ci sono un sacco di effetti collaterali nell'evoluzione, e poi il quarto, che è il più interessante di tutti, appunto perché la selezione naturale deve avere a che fare col fatto che gli organismi non sono delle collezioni di tratti, ma sono, dice Darwin, dei sistemi integrati, con delle leggi che li integrano, con delle correlazioni strutturali. Quindi cosa può succedere? Che magari la selezione naturale agisce su una di queste parti con una forte pressione selettiva e una alta funzionalità, ma questo può avere un effetto collaterale, un prezzo da pagare da qualche altra parte. Da qui le radici di questa ubiquità dell'imperfezione in natura secondo Darwin. E quindi, per esempio, una conseguenza interessante che è questa, questo è un meraviglioso passo che c'è in uno dei suoi ultimi libri, quello sulle orchidee e sulle contrivances, che è un'espressione che Darwin usava spessissimo, cioè i congegni, i marchingegni, le macchinazioni, che dà proprio questa idea dell'evoluzione come un bricolage imperfetto ma creativo, in questo caso nelle orchidee, e vedete che alla fine dice probabilmente nessuna parte di nessun essere vivente si è evoluto esattamente per la funzione che svolge oggi, ma è stato modificato a più riprese per diverse funzioni, e questo è uno dei segreti della living machinery, quindi del macchinario del vivente, che lo rende quindi necessariamente imperfetto. Ci sono molte attualizzazioni che potremmo fare di questo antico darwiniano principio evoluzionistico. Questo è un lavoro molto bello che è uscito 3 anni fa su Nature. Lo vedete già dal titolo, il rimodellamento genomico nel cervello dei primati. Adesso non ho tempo di entrare nei dettagli naturalmente, però la scoperta è molto semplice. Si è scoperto che un gene altamente conservato, che è il gene dell'osteocrina, che è altamente conservato nei mammiferi perché è legato allo sviluppo dei muscoli e delle ossa, ad un certo punto nell'evoluzione, vedete, è stato repurposed, cioè è stato rifunzionalizzato per funzionare in un dominio completamente diverso, molto diverso, che è quello dei neuroni, e in particolare in questi esperimenti si è visto che è fortemente, altamente espresso nella neocorteccia umana. Quindi la neocorteccia umana, che abbiamo sempre considerato e che giustamente consideriamo una delle invenzioni, tra virgolette, più recenti e formidabili dell'evoluzione, com'è che tipo di, come dire, base genetica ha? Ha una base genetica in realtà molto conservata e molto antica, proprio in virtù di questo principio di shift funzionale, che detto in astratto va bene, ma in questo caso proprio abbiamo visto quando, si può vedere quando è successo e addirittura con quali poche mutazioni nei promotori è avvenuta. Quindi qua questa idea di bricolage, cioè di riutilizzo di strutture già esistenti, in questo caso i geni, e rifunzionalizzate per un adattamento e una nuova struttura, emerge in modo evidente ed è visto in diretta. Un'altra struttura che di solito, giusto per molte ragioni, noi consideriamo perfetta, data la sua potenza, in particolare la sua potenza di, come dire, la sua densità informazionale, è naturalmente il DNA. Ma se andiamo a vedere l'evoluzione degli studi del DNA e se andiamo a vedere come alcuni grandi come Sidney Brenner hanno definito, come dire, l'architettura complessiva del DNA, vedete che le cose cambiano un po', perché anche il DNA contiene degli elementi di imperfezione che sono fondamentali. Questo è un bellissimo passo in cui Sidney Brenner ci propone due tipi di considerare due accezioni di spazzatura. In inglese ci sono varie accezioni che in italiano sfuggono un po', di rubbish, quindi della spazzatura in generale, ovvero il garbage, che è, dice Brenner, la spazzatura che dà fastidio, che costa, quella organica, che puzza. Ce n'è nel DNA, ma dice giustamente la selezione naturale la pulisce via, la spazza via, proprio perché è costosa, è svantaggiosa. Ma poi c'è il junk, dice Sidney Brenner, che invece è quella spazzatura che non è troppo costosa, non dà troppo fastidio, è un sovrappiù, e finché appunto non diventa troppo pesante, il DNA se la tiene,
C'è questo extra DNA, diciamo, che viene mantenuto finché non diventa troppo svantaggioso. E questa è una bella distinzione. Brenner poi in una conferenza una volta usò una metafora molto simpatica, disse è un po' come il junk, per differenziarlo dal garbage. Il garbage è quello che porti fuori subito nei cassonetti. Il junk invece è quello che i mariti inglesi accumulano nei garage, mensole usate, vecchi arnesi, e di solito la moglie chiede al marito, dice Brenner, ma perché? E il marito risponde perché non si sa mai. Ecco, e Brenner disse, ecco, il DNA è pieno di non si sa mai, cioè pieno di roba in sovrappiù messa lì in garage, di vecchi arnesi che però si tengono lì perché non si sa mai. Ovviamente questa sarebbe un'antropomorfizzazione, non è che il DNA, ma ovviamente, come dire, l'idea è che possa esserci una, come dire, una possibilità di tolleranza di questo extra DNA, e quindi, per esempio, è chiaro che se noi vediamo, se facciamo una riflessione sul genome size, no? Questo è il famoso test della cipolla proposto da Ryan Gregory, questa è una buona definizione. Il test della cipolla è un semplice controllo di realtà per chiunque sia convinto che si possa assegnare una funzione a qualsiasi nucleotide nel genoma umano. Qualsiasi siano le funzioni che voi state proponendo, chiedetevi sempre perché la cipolla possiede un genoma che è 5 volte più grande del nostro o del vostro. Okay? Quindi è chiaro che perché il test della cipolla è interessante, perché fa vedere innanzitutto che il DNA, che il genoma è una struttura tridimensionale, che si è evoluta anch'essa e che anch'esso rispetta le leggi dell'evoluzione. Quindi nelle piante ci sono speciazioni per ibridazione, può succedere che ci siano speciazioni per fusioni di genomi, quindi può succedere che hai dei genomi estremamente pesanti, molto grandi, ma con ciò stesso tollerabili. Questo è un lavoro recentissimo che è uscito un mese fa su Nature, che mi ha colpito molto, in realtà una review che poi fa riferimento a molti altri lavori, a diversi altri lavori usciti recentemente. Guardate già il titolo, Geni dall'immondezzaio, dalla spazzatura, e è un articolo molto challenging, molto sfidante, perché si sostiene che in alcuni casi non vale questo principio che da Susumu Uomo in avanti è stato difeso molte volte, cioè che un gene nuovo nasce sempre o comunque da meccanismi analoghi alla duplicazione di un gene già esistente che poi viene rifunzionalizzato, quindi sempre a partire da materiale già esistente di tipo funzionale. In questo lavoro si sostiene che in alcuni casi molto importanti possono evolvere questi che vengono chiamati de novo gens, che non nascono per duplicazione di geni funzionali già esistenti, ma, lo vedete anche dallo schema, nascono da scratches, da frammenti non funzionali, quelli considerati fino ad ora dentro la grande massa del junk DNA, che possono essere combinati, lo vedete in questo esempio, e poi, grazie a un'evoluzione che assomiglia moltissimo a quella che Francis Arnold fa in laboratorio, vedete la selezione naturale poi raffina di mutazione in mutazione finché a un certo punto questo materiale grezzo in alcuni casi può diventare un gene funzionale anche molto importante, quindi geni dal junkyard. Quindi se possiamo immaginare un processo evolutivo di questo tipo, questo è un lavoro che adesso sta facendo molto discutere proprio in queste settimane, per capire quanti sono davvero questi de novo genes e quanto sono davvero importanti, però è un bellissimo esempio di come una apparente imperfezione, cioè tollerare un sovrappiù, possa in realtà diventare una riserva di cambiamento importante e possa contribuire, oggi molti autori lo stanno sostenendo, alla evolvibilità delle specie, quindi alla capacità di evolvere, non direttamente necessariamente subito per una funzione, ma la capacità di essere flessibili, plastici ed evolvibili. Chiudo soltanto con un paio di esempi ovviamente legati all'evoluzione umana. Ci sono molte ragioni, per cui ho scelto un essere umano qualsiasi tra i 7 miliardi e mezzo che esistono. Se notate una convergenza adattativa tra la peluria orango Donald Trump è puramente casuale, non c'entra niente, ok? Però, come dire, questo è un esempio, già insomma, se ne discute molto. Vedete, per esempio, la storia umana, se prendete Homo sapiens, è una storia che ha vissuto delle contingenze evolutive dovute agli movimenti, per esempio, delle popolazioni umane. E quindi, come dire, qui questo è il dato che fa vedere come la variabilità genetica umana, questa è misurata sull'X, ma poi questo dato è stato confermato anche su altre porzioni, è molto, molto più bassa rispetto a tutti i nostri cugini più stretti, appunto, orango, gorilla e le 2 specie di scimpanzé. Come si spiega questo? Non per ragioni funzionali, ma si spiega
con ogni probabilità per il fatto che nella nostra storia evolutiva abbiamo attraversato dei colli di bottiglia, dei restringimenti molto rapidi e forti delle popolazioni, forse già all'inizio, quando siamo poi usciti dall'Africa, abbiamo colonizzato poi tutto il mondo e questo ha ridotto drammaticamente, drasticamente la variabilità genetica, che non è una buona cosa, è chiaramente nell'evoluzione sappiamo essere qualcosa di rischioso e di imperfetto. Questo quindi è un esempio di come poi l'imperfezione possa essere dovuta anche a tutta una serie di altri fattori. E l'ultimo esempio che faccio, prima di tornare alla letteratura in chiusura, è una riflessione, questa sì, un po' diciamo, evoluzionistica, ma anche diciamo, etica, perché oggi ci sono molte linee di ricerca, io partecipo anch'io a una di queste, che stanno cercando di capire se possiamo interpretare fenomeni che stanno accadendo adesso, come il climate change, in chiave evoluzionistica. Che cos'è il climate change? Guardiamolo da un punto di vista del tempo profondo, cosa che non si fa quasi mai. È una grande trasformazione globale, è un grande cambiamento nelle regole fondamentali degli ecosistemi, perché la temperatura media ovviamente fa parte di questo, ma non soltanto, no? La composizione dell'atmosfera e così via cambiano complessivamente. È un cambiamento globale prodotto dalle attività di una specie sola e quindi è una sorta di grande esperimento evoluzionistico complessivo che, lo stiamo già vedendo, ha un impatto evidente sulla biodiversità, ma sta cominciando anche ad avere degli impatti in reverse, cioè in senso inverso, ovvero noi oggi, esseri umani, stiamo cominciando ad avere la necessità di adattarci ai cambiamenti ambientali che noi stessi abbiamo introdotto. Lo si vede in diversi esempi, dal microbiota e così via. E questo è interessante perché è un gioco ricorsivo. Noi abbiamo cambiato profondamente gli ecosistemi attorno a noi e adesso ci dobbiamo adattare a questi cambiamenti. Avrete visto che anche nella discussione internazionale sul clima le parole chiave adesso sono diventate due. Prima era mitigazione del riscaldamento climatico, quindi come intervenire per rallentare il processo. Adesso la parola chiave anche nell'ultima COP25 è adaptation, cioè come ci dobbiamo adattare, visto che ormai il processo è inesorabilmente avviato e ha una sua inerzia. E adattamento è una parola evoluzionistica. Perché faccio questo esempio? Perché per me ha a che fare anche questo con l'imperfezione? Perché questo è un esperimento globale molto rischioso, rischia di essere molto costoso per noi, rischia di essere quella che qualcuno chiama una trappola evoluzionistica. E questo è un altro tipo di imperfezione ancora, e cioè quella di una specie come la nostra, che ha avuto ed ha uno straordinario successo evolutivo, ma è un successo evolutivo di tipo anche invasivo e trasformativo sull'ambiente, e non è detto che questa grande potenza faccia il paio con la nostra capacità poi di adattarci in modo sufficientemente veloce e non troppo costoso a questi cambiamenti. Quindi diciamo che qui il warning generale che io proporrei è questo. Noi siamo una specie imperfetta, come tutte le altre, non soltanto dal punto di vista biomeccanico, ma anche da un punto di vista cognitivo. Ci sono molti lavori che lo dimostrano. Siamo molto carenti in lungimiranza, siamo molto carenti in certi tipi di spiegazioni rispetto ad altre. Bene, una specie così imperfetta oggi ha per le mani un grande potere, un potere inedito, e quindi dal punto di vista etico questo deve, come dire, accendere molte lampadine, molti allarmi. Quindi vedete che l'imperfezione può essere analizzata da un punto di vista funzionale, da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista strutturale e in questo caso anche da un punto di vista, diciamo, coevolutivo rispetto alle trasformazioni che la specie umana sta introducendo sull'ambiente. Sono partito da Galileo e mi piace chiudere ancora con un riferimento letterario perché questo tema della presunta dicotomia tra perfezione e imperfezione ha una bellissima storia anche poi nella letteratura. Italo Calvino, nelle Città Invisibili, l'ho scoperto che poi leggendo i testi in cui Calvino commenta poi nei suoi saggi, i suoi lavori narrativi, riprende Galileo e nel famoso racconto di Bersabea lo riprende, ma guardate come lo gioca. Dice: si tramanda a Bersabea questa credenza, che sospesa in cielo esista un'altra Bersabea, dove si librano le virtù e i sentimenti più elevati della città. L'immagine che la tradizione ne divulga è quella di una città di oro massiccio, con chiavarde d'argento e porte di diamante, una città gioiello, tutta in tarsi e incastonature. È proprio quello che Sagredo dice. E noi ci immaginiamo che esistano dei pianeti perfetti, fatti di materiali perfetti. Credono pure
questi abitanti, che un'altra Bersabea esista sottoterra, ricettacolo di tutto ciò che loro occorre di spregevole e di indegno. E se la immaginano appunto che addirittura la sua sostanza sia quella oscura ed utile e densa come pece che cade giù per le cloache, prolungando il percorso delle viscere umane. Quindi tutto l'opposto, tutta la negatività, l'imperfezione. E poi però, prosegue Calvino, nelle credenze di Bersabea c'è una parte di vero e una di errore. Vero è che due proiezioni di se stessa accompagnino la città, una celeste e una infernale, ma sulla loro consistenza ci si sbaglia. L'inferno che cova nel più profondo sottosuolo di Bersabea è una città disegnata dai più autorevoli architetti e costruita con i materiali più cari sul mercato. Eppure, allo zenit di Bersabea gravita un corpo celeste, e qui Calvino mescola tutte le carte, che risplende di tutto il bene della città, racchiuso nel tesoro delle cose buttate via. Il tesoro delle cose buttate via, proprio il junk DNA. Un pianeta sventolante di scorza di patata, ombrelli sfondati, calze smesse, sfavillante di cocci di vetro, bottoni perduti, carte di cioccolatini, lastricato di biglietti del tram, ritagli d'unghie di calli, gusci d'uovo. Lì, quella è la città dove succedono le cose più interessanti. Non so se Fabrizio De André conoscesse tutto ciò, forse Calvino sì, su Galileo ho qualche dubbio, ma ho chiesto ai maggiori esperti di De André, non mi hanno risposto, ma quando in Via del Campo condensa tutto ciò in due versi meravigliosi, dai diamanti non nasce niente, dalle etame nascono i fior, aveva capito forse qualcosa di profondo, non soltanto di un topos letterario, ma forse anche di come funziona l'evoluzione biologica. E vi ringrazio.